Loro Giuffra al momento di Riva Ligure è una grande accoglienza sia per il red carpet sia per l'assessore regionale. Qual è la sensazione di questa bella serata? Beh, potremmo dire un'estate col botto, i fuochi d'artificio hanno fatto da cornice a questa inaugurazione, siamo molto contenti di poter ospitare il red carpet, ma siamo soprattutto contenti dell'attenzione che l'amministrazione regionale ha avuto per i territori di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare. È un obiettivo quello che si è prefissata la regione, ovvero di rendere come delle star i nostri turisti che condividiamo. Crediamo che l'accoglienza e l'ospitalità debbano essere principi fondamentali per località che si affacciano sul mare quali sono le nostre, dobbiamo fare in modo di fare sistema e questo è un buon esempio e un buon punto di partenza. Certamente c'è ancora tanto da lavorare, ma bisogna anche essere onesti nel dire quando arrivano dei risultati, che i risultati iniziano ad arrivare e questa sera abbiamo dimostrato che l'unione fa davvero la forza e mi auguro che sia l'inizio di una proficua collaborazione, soprattutto perché abbiamo deciso questo punto per inaugurare il red carpet perché prossimamente la Regione Liguria ha anche finanziato questo tratto per una nuova passeggiata a mare che completerà il collegamento tra Riva Ligure e Santo Stefano, quindi anche un doppio annuncio quello che facciamo, ovvero che finalmente Riva Ligure e Santo Stefano saranno uniti definitivamente da una passeggiata a mare grazie a un sostanzioso contributo regionale. Quindi, oltre ad unire la festa, questa sera usiamo anche una cosa pratica, ovvero una passeggiata da tanto tempo attesa e da tanto tempo invocata da tutti.